E andiamo ad assistere alla quinta corsa del convegno, il premio Anzasca, una dotazione di 4.400 euro, una corsa riservata e condizionata a cavalli e femmine europee di 4 anni, non vincitrici, di 4.000 euro nella carriera. La distanza è quella del miglio e i guidatori sono tutti professionisti. Andiamo a vedere il campo dei partenti. Il numero 1 è Pink Lady Bocco e la guida Edoardo Locisano con il numero 2 Gold Star Cup, che è ritirato, quindi non sarà tra i partenti, con il numero 3 Jalappas Fi con Vincenzino Luongo, con il numero 4 Gospel Cub con Antonio Di Nardo, già vincitore di 2 corse in questo pomeriggio, con il numero 5 Galassia Man Davide Angeletti. A chiudere la prima FIA Glicemia Phil con Manuel Pistone. Per quello che riguarda invece la seconda fila, il 7 Gemini S Pietro Gubellini, con l'8 Giorgia Cash Alberto Garruto, 9 Giorgia Bourbon Fabio Scatolini, 10 Glenda B Tommaso Gambino e con l'11 Gloria US, che è guidata da Karim Berry. I cavalli ora sono allineati, stanno completando l'allineamento, anche se la seconda fila è ancora abbastanza sparsa dietro l'autostart. Stiamo compiendo la conclusione della curva e stiamo entrando nella retta delle tribune dove avverrà la partenza di questa ennesima corsa. La macchina sta accelerando e ora si parte. Davanti a tutti troviamo il numero 4 di Gospel Cub, che prova a tenere la posizione, sicuramente lo fa su Galassia Man, mentre invece a destra arriva Glicemia Phil, che prova in qualche modo a sfondare e riesce anche per la rottura numero 4 Gospel Cub squalificato, quindi numero 6 Glicemia Phil squalificato, a questo punto per trovare davanti a tutti Galassia Man, numero che conduce, 11 Gloria US squalificato, ma viene respinto o perlomeno visivamente respinto, ma invece riesce a sfondare già la Pass Fi, che quindi dopo 450 metri si ritrova, se vogliamo inaspettatamente, davanti a tutto 35-400 metri dove sono successe tante, forse anche troppe cose, perché c'è un gruppo sgranatissimo, sono fuori dei protagonisti attesi della corsa e comunque se ne va Jalappas Fi, che ha già preso un paio di lunghezze di vantaggio sul numero 5 di Galassia Man e arriva a destra a Glenda B. Allora andiamo davanti alle tribune con 14,5, assolutamente andatura rilevante, e il gruppo infatti è completamente sgranato dietro a Vincenzo Luongo, che non sembra lesinare andatura. Vincenzo Luongo davanti a tutti, segue Galassia Man, a destra ancora Glenda B che prova a recuperare qualcosa ma non sembra riuscire. 15,1 quello che è il parziale della penultima curva. Glenda B ancora a destra, prova a rimontare, copre completamente Galassia Man e ora si avvicina a quello che è il leader Jalappas Fi. Quando entriamo negli ultimi 400 metri di corsa sembra un po' calante l'andatura di Jalappas Fi e Glenda B comincia a diventare un pericolo reale. Dietro di lei si presenta anche Pink Lady Bocco con Edoardo Locisano, che però sbaglia, numero 1 quindi Pink viene Lady squalificata davanti a tutti. Quindi a questo punto troviamo Glenda B che sbanda in curva, perde un attimo la linea di corsa ma poi riparte, si rimette di nuovo davanti a tutti. Mamma che corsa complicata, arriva Gemini S con Pietro Gubellini che prova a insidiare ma non riesce, è tardi, vince Glenda B davanti al numero 7 di Gemini AS, 1:16,3 per portare a casa questa corsa. 2:06,7 è il totale del rotolo per la vittoria di Glenda B. Andiamo a vedere lo slow motion, una corsa davvero insomma in qualche modo naif, definiamola così. Quindi vince Glenda B, Tommaso Gambino, al secondo posto il numero 7 e al terzo posto troviamo il numero 3 che precede il 5 e il 9 in termini numerici. Quindi Glenda B, Tommaso Gambino per l'allenamento della società Alessandrini, proprietario signor Giuseppe Lorè per questa femmina figlia di Vitruvio e Anastasia Lakshmi, che vincono la quinta corsa, il premio Anzasca.